Se ce la guardiamo, amici bellini, perché magari non tifando niente in particolare, però un occhio all'ex squadra di Diego Demme. Voglio vedere se a centrocampo hanno qualcuno all'altezza o meglio, oppure non lo so. Campo. Guarda il calcio d'angolo nel fazzoletto di Sfaccima, tutti ammucchiati. Te l'hai mangiato. Però, cioè, tu da terra, no? Invece di volere il rigore, prima tiri e poi, ti fermi proprio perché sei stato scambettato. Poi dopo la rivedrai. Cioè, praticamente stanno giocando a 7 minuti e poi che fanno? Fermano tutto inutile. Gli tocca un pochino la suola. È uscito, dimmi vedere su penalty check. E come vedete non è un pianto, capite? Mi interessa che passa l'Atletico Madrid, ma fotta a me. È perché, la giustizia. Se facciamo passare che qualsiasi cosa, vabbè, però non ha visto. Facciamo sempre quello che vogliamo noi. Chi è che grida così come gallina spennata? Mica è Simeone che grida che c'ha questa vocina. Allora è lui, è Simeone. Questa vocina. Ma Pecano. Scommettiamo che domani o dopodomani esce la notizia che il Napoli è su questo qua. Ma io ve lo giuro, se domani qualcuno del settore lo dice, voi venite su questo video e mi scrivete: l'ha detto De Maggio, l'ha detto Venerato. È forte, ma lo dovevamo scoprire prima dell'ottavo di Champions League, lo capite? Che poi usano tutto quanti. 21 anni, francese, alto. Personalità, velocità, impostazione, centrale, il nuovo Koulibaly. Mamma mia, Camecano. 45 milioni di euro, ce lo pigliamo? Dai. Anche 60. Perché io poi lo so, io ho fatto la bomba Thiago Silva che potrebbe costare un 30 milioni per un anno e mezzo più o meno e basta. Però De Laurentiis è più capace di spenderne 60 per questo che poi rivende, e lo sappiamo che è così. A me piace anche il biondino, Campbell. È un bel centrale, ragazzi. Non hanno Diego Demme, ma questo qua ovunque, svelto. Te sai, se fosse Fabian Ruiz, ma subito. Mamma mia. Clausola rescissoria, 60 milioni. Ma come sono scarsi? Cioè, giocano pure bene questi qua dell'Ipsia. Dico, l'ultimo passaggio proprio non ci riesco, non lo dosano. E quindi contro una squadra che si difende così bene, una partita bruttina. Madonna mia, me l'ho perso, ma ci vediamo il replay. Perché stavo guardando l'intervista quadrupla di Neschio. Ragazzi, non sono ancora a quel livello, non mi invitano. Vabbè, andate sul suo canale e diteglielo. Sul giro palla, Campbell. Guarda sullo scarico quanti bello. Sì, quando tu attacchi perché si deve riempire l'aria, maledizione. Questi primi 50 minuti. Bellissimo. In Andate a dire a Neschio che ci devo stare pure io l'anno prossimo. Vabbè che erano i primi 4 del campionato, quindi c'era l'Atalanta, la Lazio, non c'era il Napoli. Però, sai, l'anno prossimo magari. Mamma mia, Opo Camabano com'è forte. Opo Mapecano, non te lo fai. È arrivato. Va proprio lui e lo segna. Perché è giovane ma predestinato. la battuta a fil di palla. Ma che bella inquadratura, sembra un videogioco. Sono brutte queste cose, perché se tu non stai guardando il pallone e ti metti a opposizione spingendo, è rigore, è rigore. Poi nessuno dice niente, ma è rigore. Bellissimo. Per Angeligno che aspetta il rimorchio al limite di La palla in porta, con deviazione, passa il Lipsia all'88esimo, con Tyler Adams. Che storia, che storia. Insisto, c'era il rigore prima nel primo tempo per l'Atletico e nel secondo tempo anche. Brutte storie. Potrebbero piangere,
la palla. È una Belli. di Trippier, però guarda. Mamma mia, Upamecano come cazzo è forte! Sono innamorato, ragazzi. Problema mio che non lo conoscevo prima, è mio difetto. Ma io come faccio a guardare anche il campionato tedesco? Una volta, prima della pandemia, io facevo il musicista, non c'era tempo. Adesso mi devo comprare una PlayStation e devo giocare a FIFA, così vedo anche i nuovi talenti. Per forza, fate una donazione su PayPal, così mi compro la PlayStation. Vai, la compro usata, mica sono... Non sono esoso. Oh, poi vai, che va, sul filo del fuorigioco. Ma allora forse le urla da gallina erano del giovane allenatore dell'Ipsia. È lui. Fischietto in bocca. Poulsen bravissimo. Vedi, Poulsen ha fatto una partita di merda, ma questo pallone controllato vale tutto l'oro del mondo. Mamma mia! Portierone così, con il coraggio. Bravo, bellissimo. L'immagine del coraggio di una squadra che finisce ed entra nella storia. Sì! Una partita straordinaria che ha avuto dei momenti di stanca perché l'Atletico Madrid ti fa giocare male, ma il Lipsia non si è arreso e con un gioco tranquillo, non spettacolarissimo, non incredibile, senza una punta di ruolo, perché Poulsen, ragazzi, è veramente poca roba in attacco. E poi chi hanno? Schick. Ma di che cosa vogliamo parlare? Ma il gioco di squadra, l'impegno, il riempire l'area con tutti gli effettivi quando possibile, le ali che beh, anche Ligno, pigliamoci a lui a terzino sinistro. Abbiamo visto dei giocatori fortissimi, Opo Kamano, non so come si chiama, da prendere dopodomani. Se fossi uno sceicco prenderei lui, ma senza nemmeno pensarci, non è roba per noi, è troppo oltre già. E poi anche Campbell molto bravo al centro, e questo il finale. Mamma mia, come ho goduto l'Atletico, difesa estenuante, poi hai anche la qualità perché hai Felix, hai Morata, Diego Costa. Non basta se non fai un bel gioco di proposizione, di attacco. Evviva il bel gioco, evviva le favole interessanti, non quelle costruite a tavolino da New York. Valerio Fluido è tutto, abbiamo visto dei giocatori molto belli che però li ha visti tutto il mondo, ma dovevamo vederli prima.